al Notes di Antenna 3. Diamo uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti dei prossimi giorni. La 45esima mostra mercato dei marroni del Monfenera vi aspetta a Pederobba sabato 12 e domenica 13 ottobre con un trionfo di eventi e iniziative davvero da non perdere. Sabato dimostrazione di ballo e serata danzante a partire dalle 21. Domenica mercatino dell'artigianato, laboratorio didattico a tema legno per bambini che potranno poi anche fare un giro in sella ai poni. Dalle 15:30 canti popolari e antichi mestieri con la pastoria del Borgo Furo e alle 21 musica con i Favaro Band. Tutte le sere ricco stand gastronomico. 19ª rassegna dei vini del Piave e Livenza a Porto Buffolè. 3 weekend imperdibili, ricchi di appuntamenti dedicati ai vini premiati alle mostre del territorio. L'inaugurazione si svolgerà sabato 12 ottobre alle 18 e poi troverete degustazioni guidate dai sommelier della Fisar. L'evento, lo ricordo, fa parte della rassegna Malanotte d'estate. Per saperne di più www.malanottedestate.tv. E proseguo segnalandovi che domenica 13 ottobre a Codognè, in provincia di Treviso, avrà luogo la 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna e la seconda edizione della Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. Dalle 10 alle 18 stand gastronomici, mercato dell'artigianato e spazio bimbi e poi ancora spettacoli di cooking show, musica e danza. Sabato 12 e domenica 13 ottobre nel centro storico di Treviso c'è Campagna Amica in città. In piazza Borsa ci saranno le fattorie didattiche e le fattorie sociali per conoscere tutti gli aspetti del mondo contadino. In piazza Giustiniani invece troverete il mercato di Campagna Amica con le varietà di prodotti a chilometro zero da poter acquistare. E poi ancora cooking show, attività per bambini, sfida tra Dragon Boat e picnic ai giardini di Sant'Andrea. I Papu presentano lo spettacolo comico A che punto è la rotta, che si terrà a Villanova di Pordenone presso il centro sportivo comunale sabato 12 ottobre alle ore 15. Lo show parla di una società, la nostra, abituata a prendersi un po' troppo sul serio. L'ambizione è quella di mostrarci la realtà in modo ironico per farci vivere almeno per una sera un pochino più sereni. Appuntamento dunque con i Papu all'insegna del divertimento. Nel 1971 John Lennon pubblicò la canzone Imagine. Siamo nel pieno della guerra in Vietnam, con il mondo diviso in due dalla logica della guerra fredda. Di fronte a questo scenario la gente, e i giovani soprattutto, manifestano in 1000 modi il loro desiderio di pace. Il brano risponde pienamente a questa richiesta, invitando a guardare a un futuro possibile. L'uomo vuole essere felice anche quando vive in modo da rendersi impossibile la felicità. Sant'Agostino. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci.